Siamo qui con il presidente della Gemonese, Pretto Pino, e intanto un caloroso benvenuto a lei. È un piacere essere qua per me da Gemonese in questa sede che mi ha visto molte volte da piccolo giocare. E innanzitutto, in vista dell'esordio contro il Codroipo, quali sono le sensazioni per questa stagione? Quali sono gli obiettivi che la Gemonese al 10° anno di eccellenza consecutivo vuole raggiungere? Diciamo che adesso ogni anno il primo obiettivo è quello di raggiungere la salvezza, perché comunque tenere la Gemonese in eccellenza è il nostro obiettivo primario. Dopo quello che viene di più, tanto meglio. Diciamo che le prime sensazioni sono buone, abbiamo cambiato mister, abbiamo cambiato parecchi giocatori in squadra, però diciamo che adesso abbiamo anche la fortuna di avere una convenzione con il Green, quindi da ora in poi ci alleneremo per sempre laggiù, che è il nostro piccolo centro sportivo, un gioiellino cui io ci ho sempre creduto, e che finalmente, avendo una convenzione di 8 anni, riusciamo a investire sul terreno, sulla struttura. Detto questo, le sensazioni sono buone e abbiamo avuto adesso un piccolo intoppo con un infortunio a Fuscello, che è il nostro giocatore top, però niente drammi, si va avanti e si cerca ogni anno con la determinazione e la lotta che si contraddistingue di raggiungere al più presto la salvezza. Perfetto, una salvezza quindi che cercate di raggiungere al più presto. Una volta raggiunta la salvezza si punta a qualcosa di più, a una posizione in mezza classifica, oppure vi limiterete a un campionato tranquillo, diciamo? No, diciamo che l'appetito va mangiando, come si suol dire, no? E quindi se dovessimo raggiungere anzitempo la salvezza, la prima cosa ci piacerebbe far esordire anche qualche giovane del vivaio e anche, diciamo così, puntare magari a quell'obiettivo dei playoff, che solo magari a salvezza raggiunta si riesce a far sì che si giochi anche con la mente più spensierata e magari arrivano anche dei risultati dove magari manca la tensione e si riesce magari a raggiungerli in una maniera più tranquilla, ecco. Chiaro, e riprendendo proprio il discorso dei giovani, quanto è importante in una categoria come l'eccellenza avere un settore giovanile forte, avere un settore giovanile preparato con dei tecnici anche calcisticamente pronti? È importantissimo, è chiaro che tante volte una società come la Gemonese non riesce a fare tutte e due le cose, però adesso già da 7-8 anni che abbiamo una sinergia con tutti i paesi vicini, con una società, chiamiamola così, virtuale, che si chiama Leonardo Calcio, che raggruppa tutti i paesi limitrofi e che è forte di 400-500 ragazzi e cerca di tirare fuori il meglio da loro per poterli farsi esordire in prima squadra. È importantissimo, il settore giovanile penso che sarà sempre più importante perché appunto i costi sono ogni giorno più elevati e si va sempre incontro a delle spese incredibili che fino a 10 anni fa magari non c'erano. Purtroppo la burocrazia e tutte le cose che ne conseguono, ma vediamo anche nella vita normale, fanno sì che bisogna tirare fuori delle risorse. Le risorse più importanti sono i ragazzi, i giovani sono sempre stati, bisogna però aumentare ancora questo spirito e soprattutto cominciare dai tecnici, già nei pulcini, negli ordini, avere dei tecnici preparati in modo che riescano a far, tirare su, non dico quasi in friulano, un ragazzo con le dovute, idee, con le dovute mentalità per poter fare categorie importanti. Chiaro, invece il mister cosa dice in vista di questa stagione? Il mister è nuovo, e quindi per lui adesso abbiamo fatto un mese e 10 giorni di lavoro. Per lui vede che la società comunque sta dietro a tutte le sue esigenze, siamo organizzati perché comunque dopo 10 anni di eccellenza abbiamo capito il campionato che non è facile e quindi lo vedo tranquillo, lo vedo preparato, mi sembra un mister preparato dove ha lavorato in passato molto con i giovani perché lui comunque proviene dall'Udinese, ha fatto Ancona, Donatello, oltre e comunque ha lavorato sempre nei settori giovanili a parte qualche apparizione in prima squadra e lo vedo preparato e contento e voglioso di iniziare questa avventura con domenica che arriva al Codroipo. È importante quest'anno far bene perché come possiamo vedere alle sue spalle, Presidente, è l'anno del centenario, l'anno in cui si festeggiano 100 anni di fondazione di questa importantissima società. Diciamo che quest'anno saranno 100 anni di calcio a Gemona. Abbiamo proprio la nostra locandina che partirà, abbiamo già fatto un evento di 3 giorni, però
Diciamo, adesso apriremo una mostra in collaborazione con il Circolo Numismatico Filatelico di Gemona, perché raccontano il calcio loro nei francobolli e noi con le nostre foto racconteremo i 100 anni di calcio a Gemona. Faremo anche un francobollo celebrativo e anche un annullo di un francobollo. Io vi aspetto tutti sabato al 21 settembre alle 18 presso Palazzo Elti in centro storico a Gemona, dove tutti quelli che hanno giocato, gli appassionati di calcio o anche i collezionisti o chi ama il calcio, la storia del calcio, troverete le foto dal 1919 ad oggi. È una storia della Gemonese proprio raccontata nei minimi particolari. Vi aspetto tutti sabato 18 e vedrete che non resterete male, perché questa è una mostra veramente ben fatta. Allora, nella speranza di una salvezza tranquilla e chissà di qualcosa in più, e nella gioia di questo centenario, io la saluto Presidente e le auguro il meglio per questa stagione. Speriamo di qualcosa in più e grazie anche a voi dell'occasione dell'intervista. Buona giornata.